Buonasera a tutti, bistiti voi, te non varrà da ioie, di 7 del suo mese di trio, la radua mizza e 26. Bene, che simula questa videata, e entriamo in questa videata normale, ecco come ti ripresenta Saida Oie, Limpia, e su che l'obiettivo è giocare Saida nostra ispantosa, ecco qua, che non è nessuna nube, un'altra fotografia. E diamo diretto su Internazionale Saravallo, San Nuga si arriva, ora adesso al Duasa, che lo libero viene al Sal Duasa, poi a Salvatore, musta bene carchi gutio de Abba, e poi torna a cancellare, ma resta calcolato e spalazzata verso la 7, da 7 in poi a Sasotto insomma già spalazzato. 32 gradi temperatura massima. Crasa mercoledì che lo libero viene alla sauna, Saldù al mostra qualche nughedda, ma poi torna a spalazzare su tutto e quindi 30 batto al grado, l'ho previsto sto crasa. Amuro purtroppo un documento è dolo, Amuro a 87 anni, finché è morta Francesca Calvisi, adesso il Biarcassu, la tia di Michele Brunno, mamma di Gianfranco, Battore, Liana e Giuseppe. Sorre de Ghitta e pure de Sabbiata di Antonietta, la Muzzele di Giovanni Bandino, durante le bacchine del Bandino. S'interre stoie, sete de Triulasa, a sa schimbe in sa creia del suo miracolo. Condolenze e pazienza, sa famiglia tutta da parte dei Bizzi TV. E entriamo subito in rassegna stampa, abbiamo la prima pagina adesso una nuova Sardegna, regione, piano case, rilancio dell'edilizia e recupero dell'esistente per garantire alloggi e creare indotto. Allora, sistemare le vecchie case abbandonate per dare un alloggio a prezzi modesti a chi ne ha bisogno e nello stesso tempo far ripartire i cantieri, dare impulso all'edilizia, creare lavoro e nuovo indotto. La proposta della CGIL trova uno scontato appoggio dalla Regione che già lavora su questo piano e su questa idea ha investito mezzo miliardo. Cantieri Cala Finanza, canto parte in Cala Finanza la cosa che Cala non ha da innantisi e bata che riscarcate la manifestazione. Giornata di fuoco, decine di incendi in tutta la Sardegna. Todde in risalita, cresce magia di adesso, sulle Sassari, insomma, esploa di Zedda. Turismo non basta, l'isola paga il declino demografico. Bene, andiamo alla prima pagina dell'Unione Sarda. Sanità, la rabbia dei sindaci, pronto soccorso, Isoli e Sorgano in trincea per i disservizi negli ospedali. Sindaci, Zedda al quarto posto. Silenzio di Meloni sul Ticcun, mondiali, Trump a gamba tesa. Canto pare che questo ballallo è appetito che tirare sul cartellino rosso. Allora, il Ticcun è riuscito a far parlare di sé anche sui mondiali di calcio, ha chiesto e ottenuto la cancellazione della squalifica di un calciatore USA. Alla vigilia del vertice NATO ad Ankara, Mosca intensifica gli attacchi su Kiev, 20 morti sotto le bombe. Ormai è una strage criminale, non si ne pote più. Sedilo incorona un'Ardia perfetta, un muro umano, tanti turisti, accompagna a Sedilo una splendida Ardia condotta con maestria dalla prima pandela Danilo Pes. Festa di fede e passione per i cavalli. La diretta su videolina, la foto di Alessandra Kerja. Bene, andiamo da innanzi e entriamo. Allora, entriamo in questa zona nostra, Siniscola, cittadinanza Vasco Rossi, il consiglio è favorevole. Siniscola, il sindaco Fare si impegna ad avviare le pratiche Vasco Rossi, la rockstar
nelle scorse settimane ha raccolto oltre 70.000 spettatori al doppio live di Olbia. Potrebbe presto diventare cittadino onorario dei Siniscola. Se ne è discusso l'altro ieri nel corso del Consiglio Comunale a seguito della richiesta presentata da Marcantonio Farnes, rappresentante del gruppo consiliare. Giovani, innovazione, sviluppo, Siniscola. L'idea è nata dopo aver raccolto testimonianze materiale fotografico ed aver sentito due ragazzi siniscolesi, fan sfegatati, che sono andati a trovare la madre di Vasco a casa sua, spiega Farris. I nostri due concittadini che ci sono presentati con prodotti tradizionali locali hanno instaurato un rapporto di simpatia con la donna, che nel corso del colloquio ha mostrato delle foto dell'infanzia del figlio e scattate proprio a Siniscola perché con persone del paese in abito tradizionale siniscolese. Pensiamo, prosegue Farris, che questo possa essere uno dei primi passi per riconoscere e sancire pubblicamente la tradizione musicale siniscolese, che vede un panorama particolarmente fertile legato alla musica con esponenti rock, pop, rap e altro. Nascondo schimoso che l'idea è nata da Marcantonio, e che Marcantonio è un bravo pizzino veramente. Andiamo da Innantisi, immigrazione clandestina, gli arrestati non parlano. Devo dire di questa cosa che è successa in Orosei, in carcere gli interrogatori di garanzia dell'indagine di Orosei. Hanno dato conto che a Vizzichese in mezzo durante gli interrogatori di garanzia, a parte qualche dichiarazione spontanea, hanno preferito scegliere la strada del silenzio e non rispondere alle domande. Ieri mattina davanti al GP Giovanni Angelicchio, gli indagati di Rosei, che nei giorni scorsi erano stati colpiti da diverse misure cautelari, 3 in carcere e una con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nell'ambito dell'indagine dei carabinieri, che ha scoperchiato un presunto sistema di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in baronia. Va bene, va bene. Andiamo da innanzi, trappe, fabbricate e sbancamenti, cala finanza è come un cantiere. Il piano tavola Rabei al capolinea, ma restano i segni nel promontorio, cioè già scavanne queste le facchenne col tesoro. Lui riporta San Paolo, visto così dall'alto, attraverso gli occhi di un drone, l'ultimo pezzo di paradiso in terra tra Cala Finanza e Punta alla Greca, davanti all'isola di Tavolara, sembra piuttosto un vecchio cantiere della Sassari Olbia o giù di lì, un grande work in progress tra bianchi moduli prefabbricati che se ne contano almeno 7, messi lì apparentemente senza un ordine preciso, auto e mezzi da lavoro parcheggiati, un grande modulo color marrone sistemato su un fianco della storica villa Joy, questo modulo dei NOC, tutto barraccas, insomma, che in qualche maniera querían a sistemare. Poi importanti ed evidenti sbancamenti, i sentieri verso Cala Sedalis, tracciati abbattendo la vegetazione come fascia tagliafuoco, dall'alto si vede persino un vivaio, cioè un appezzamento di terra strappato alla macchia mediterranea e coltivato, scenari da impresa agricola edile, ben lontano dalle immagini fascinose apparse nelle cronache di questi mesi. Si lavora, o forse no, a Cala Finanza, dove la giostra di delibere approvate e poi revocate dal Consiglio Comunale di Lodi San Paolo, autorizzazioni uniche concesse e poi ritirate in tutta fretta al Dipartimento per il Sud del Governo, ricorsi e controricorsi al TAR. Domani un'udienza inutile,
vista la cessata materia del contendere. E va bene. Andiamo da innanzi, Krenos, il turismo non basta, l'isola paga il declino demografico, l'economia continua a crescere ma è sostenuta dalla spesa pubblica, cioè, quindi è un'economia falsa. L'economia sarda continua a crescere ma il suo futuro resta legato alla capacità di affrontare fragilità strutturali che riguardano demografia, capitale umano, servizi e competitività. È il quadro emerso dalla presentazione del 33esimo rapporto Krenos, sostenuto dalla Fondazione di Sardegna e dal rapporto annuale della Banca d'Italia sulla Sardegna, illustrati nella sede della Fondazione a Sassari durante il convegno L'economia della Sardegna. All'incontro hanno partecipato il presidente Giacomo Spisso e tutto il Michele Sfilza Beste. I numeri descrivono un'economia che tra il 2019 e il 2025 ha registrato una crescita superiore alla media nazionale, sostenuta soprattutto dal turismo, dagli investimenti pubblici e dalle risorse del PNRR. Tuttavia è d'obbligo una lettura prudente dei dati. La crescita resta fortemente dipendente dalla spesa pubblica, mentre l'industria continua a mostrare segnali di debolezza e la Sardegna mantiene una limitata apertura verso i mercati internazionali, quindi non è tutto rosa e fiori. L'edilizia traina l'economia nell'isola. Secondo l'indagine del sindacato cresce l'occupazione con 15.000 lavoratori in più. Appello della Fillea CGIL alla Regione: non basta, servono politiche più adeguate. Le costruzioni muovono un terzo dell'economia sarda e la crescita dell'occupazione regionale è dovuta solo a questo settore, con 15.000 occupati in più negli ultimi 6 anni. È quanto emerso nell'indagine commissionata dalla Fillea CGIL di Sardegna al Centro di Ricerca Nazionale CRESME, presentata in Camera di Commercio a Sassari con il segretario generale della Fillea CGIL nazionale Antonio Di Franco. Gettonisti, la spesa è un giallo. ANAC, Ares, scontro sui numeri. L'anticorruzione indica 320 milioni. I dubbi dell'agenzia regionale. Nel conto sarebbero stati inseriti anche i lavoratori interinali di tutte le aziende sanitarie. Uno scontro di cifre, 300 e più milioni contro 30,7. Ma uno scontro che adesso è diventato giallo. Il caso Bellis riguarda la spesa sarda per i gettonisti, ovvero camici bianchi e infermieri con partita IVA. Da una parte c'è il rapporto ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, che ha diffuso il costo sostenuto dalle ASL italiane per i sanitari reclutati negli ospedali come liberi professionisti. Dall'altra la Regione, che non ha ancora confermato ufficialmente la spesa sostenuta dalle aziende sanitarie dell'isola. Il documento sono numeri che fanno rumore, quelli attribuiti dall'ANAC alla Sardegna, da Cagliari a Sassari, passando per Mediocampidano, Sulci, Soristano, Gallura, Nuoro, Ogliastra. Il costo per i gettonisti è arrivato a 328 milioni di euro, con la nostra isola prima in Italia davanti a Lombardia 207 e Piemonte 156. Non è tutto, il dato regionale vale addirittura 30,9% della spesa nazionale, che sul biennio 2024-2025 ammonta a 1.064,11 miliardi. Quindi abbiamo speso una barca e mezzo dei nari posso il dottore Sargettone. Il caso
fine vita, la legge è impugnata, ma le ASL sarde vanno avanti e lavorano sull'applicazione. Suicidio assistito, creati i team per predisporre l'iter. 4 medici, un infermiere e un psicologo sono i componenti della commissione multidisciplinare permanente per la predisposizione e l'attuazione della procedura di richiesta di suicidio medicalmente assistito, nominati dall'ASL di Cagliari. A Nuoro il team è stato creato ad aprile. L'azienda sanitaria di Oristano invece ieri ha avviato la manifestazione di interesse per l'affidamento dei vari compiti in ordine sparso. In ritardo, ma le ASL della Sardegna vanno avanti e creano i gruppi di specialisti previsti dalla legge sarda sul fine vita approvata dal Consiglio regionale a settembre dell'anno scorso, impugnata poi dal Stato, dal suo governo. Andiamo da innanzi, cure a singhiozzo, l'ira dei sindaci, la regione non può abbandonarci, siamo sei danni degli Isili, appello alla Tode, servono misure urgenti. San Francesco, quindi Nugaro, San Francesco, allarme infermieri, protesta assorgono, pronto soccorso senza medici. Pure insorgono, non basta San Francesco. E no che andiamo a questa propaganda post-nucleare che è già cominciata e si presta a questa propaganda la sindacalista del SACILS, sindacato più sostenibilità per le imprese, valutiamo tutte le fonti energetiche, anche il nucleare. La leader della CILS Fumarola a Cagliari, tra industria, lavoro e futuro dell'isola. Energia, lavoro e industria sono alcuni dei temi trattati nella sede cagliaritana della CIL in via Ancona in occasione della visita della segretaria generale Daniela Fumarola. Durante l'incontro si è sottolineata l'importanza di tutelare gli asset e il lavoro. Sul fronte energia invece arriva l'apertura nucleare di ultima generazione che non esiste. Non abbiamo nessuna posizione preconcetta, ma pensiamo che sia un'opportunità che vada esplorata e verificata, ha affermato la segretaria generale. Sono già arrivati sul finanziamento da chiacchiere, propaganda, prossa, posso nucleare, va che invanta 6 milioni di euro, proprio pro questa propaganda. Container restano a Cala Finanza, vince Tavolara Bay, che vabbè. Che li danno già poi scontato. Le strutture non devono essere rimosse. Domani nuova udienza davanti ai giudici amministrativi sulla ZES. Il TAR sospende il provvedimento del comune di Lori Porto San Paolo. Battaglia finita, neanche per idea. Lo scontro su Cala Finanza va avanti a terra, in mare e nelle aule del tribunale. E il sardo brasiliani di Tavolara Bay continuano a vincere al TAR. Prosegue la mobilitazione contro i progetti della JHSF, partecipa COES, ed il comitato SOS Cala Finanza parla di yacht in un enorme punto di approdo davanti al porticciolo di Porto San Paolo, un'area di ormeggio che secondo gli attivisti è destinata ad imbarcazioni usate come camere di un hotel in mare. Sono comparsi anche dei motoscaffi Zodiac per il trasbordo dei fruitori della ex Villa Joy. Il TAR boccia il comune, mentre la protesta cresce. Tavolara Bay SRL vince una nuova battaglia legale davanti al Tribunale amministrativo della Sardegna. La società, rappresentata dall'avvocato Gian Comita Ragneda, ha ottenuto la sospensione in via d'urgenza e in attesa della decisione nel merito del provvedimento interdittivo del comune di Lori, Porto San Paolo, relativo alla installazione di strutture temporanee per eventi Summer
2026 in località Calafinanza. Si tratta di una delle questioni più controverse, un tema al centro dello scontro in atto tra Comune Tavolara Bay SRL. La società ha posizionato dei moduli prefabbricati a ridosso dell'ex Villa Joy, cucine, spogliatoi, uffici, servizi igienici a supporto dell'organizzazione degli eventi estivi a Calafinanza. Il sindaco Francesco Lai ha indicato l'operazione non autorizzata secondo il primo cittadino come uno dei fatti che hanno imposto la revoca dell'ordinanza 50 della 2025, veramente una determinazione, no? Un'ordinanza. Così, seppure indirettamente, anche il ritiro della ZES unica che è stato determinato dalla abolizione della delibera. Il Comune ha emanato un provvedimento che di fatto impone la rimozione del container. Il TAR, accogliendo le argomentazioni dell'avvocato Giancomo Taragnedda, ha stabilito invece che il piccolo polo dei servizi può restare sul suo posto, almeno fino alla decisione nel merito che arriverà a fine luglio. I giudici hanno rilevato che lo scorso anno la situazione era la stessa e che gli eventi estivi sono stati programmati ed effettuati regolarmente. Inoltre il TAR ha scritto che anche senza la riclassificazione urbanistica dell'area, la zona HA, da zona HA a zona F2, i moduli amovibili possono restare a Calafinanza. Si ritorna davanti al Tribunale amministrativo domani e la Regione, nonostante la revoca della ZES unica, potrebbe chiedere comunque una sentenza per avere un importante precedente. Ma razza e capannone che vanno piazzato. Non che non si deve, ma da sediane il signore Sarda. Un'ardia perfetta, grande festa a Sedilo, ottima prova delle 3 candele, è andato tutto benissimo. Putin fa ancora strage a Kiev. 22 vittime, ma Mosca dichiara obiettivi militari per la Casa Bianca e per la Casa Bianca vuole la pace. Certo che chiede la pace. Ucraina la sente. Bombe sui palazzi, droni ucraini colpiscono la Gazprom in Siberia. Cioè ormai è una questione del terrorismo, bombardare los palazzi. Kiev, nuovi massicci bombardamenti russi hanno colpito Kiev e la sua regione, provocando almeno 22 morti e decine di feriti, secondo il bilancio fornito dalle autorità ucraine, che chiedono agli alleati della NATO di uscire dal vertice di Ankara con decisioni efficaci per il rafforzamento delle difese aeree del paese. Da parte sua, Mosca, come sempre, ha affermato di aver bombardato obiettivi dell'apparato industriale e militare ucraino e aeroporti militari in varie regioni, come rappresaglia agli ultimi attacchi ucraini, in particolare sulle strutture energetiche della Russia. È un benefattore Putin. Vamos gente tifosa, chi sta allegra e pubblica dirette in Facebook che hanno carchi balla de conquista al fatal de qualche chilometro quadrato da parte dell'esercito russo. Khamenei la bara sfida a Teheran al grido vendetta. Cioè, è chiaro che come l'immagine chidana è di uno Iran unito sul potere Khamenei, ma vi ha poter un centesimo a testa al podonzuno chi è maledichenne questo criminale che in caso interranne. Mi dia bastare un centesimo. Una folla oceanica ha invaso le strade di Teheran per rendere omaggio al corteo funebre di Ali Khamenei nel terzo dei 6 giorni delle esequie nazionali, invocando vendetta contro Donald Trump e gli USA. Hamas scioglie il governo a Gaza dopo 20 anni. A 20 anni dalle ultime legislative, dopo mesi di negoziati, dall'annuncio del fragile cessate il fuoco nell'ottobre scorso,
il governo di Hamas ha dato il primo segnale di voler mollare la presa su quel fazzoletto di terra devastato che è la striscia di Gaza. Socialmente, solamente intorno al 40% dei 365 km quadri, notate, questa è praticamente una via e mezzo, una via quasi due vie, insomma, su due vizi e tutto questo strage e demolizione e così via in questa terra minoreda che è vittima di interessi criminali e incredibile. Sotto il governo di Hamas, un'area dove si ammassano quasi 2 milioni di palestinesi. Il resto è occupato dall'IDF che minaccia di espandersi territorialmente. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Carburanti e nuova stangata, taglio delle accise non rinnovato, gasolio sopra i 2 euro e benzina sopra 1,9. Regole contro le false recensioni. Questa recensione che legano su questo albergo, questa cosa, chissà quanto va, non tutto valsela. Antistrat servirà lo scontrino o una prova dell'ordine contro le recensioni false. Online arrivano le nuove regole dell'antitrust. Servirà lo scontrino per dimostrare l'acquisto o una prova dell'ordine. L'autorità ha pubblicato le linee guida che diverranno operative alla conclusione del Torino. Le indicazioni previste dalla legge annuale sulle piccole e medie imprese per la ristorazione e il turismo si applicheranno anche in linea di principio a ogni altro ambito merceologico, cioè non si può incantare la gloria di un ristorante, di un albergo, di un bed and breakfast, se uno non è mai stato. E va bene, questa pagina l'amo già vista, Putin fa ancora strage a Kiev e su caso dell'ulteriore a ripetere, che purtroppo stiamo andando da una strage assata. E tancamos il tenore de hoy che si sigla la tancatura di BZ TV. Andiamo stancando dopo 28 minuti e 23 secondi. A mentre il vedere di buon a tutto da BC TV. Addio e